1,70 m, ma Obiettivi e ambizioni diverse, un ottovolante di partite per riscattarsi o proseguire il cammino di vittorie, ma in queste partite, in questo momento della stagione, ogni punto è oro e colmare il gap può diventare più complicato. Amici sportivi, buonasera, buon pomeriggio, anzi dallo stadio Licauli di Piana. 23 si è giocato il campionato di eccellenza siciliana Regione A, la sfida fra San Giorgio Piana e l'Ascari Cefalù previene mettendo 4 uomini in barriera. Occhio al destro di Ruffino sopra la barriera. È partito però con anticipo la Minzise che riesce a bloccarla. Chinnici va al cross un po' come a tedesca facendo i bazzai, poi Pane Bianco al volo col sinistro. È diventato un cross praticamente sul secondo palo per Maltese, che però arriva in ritardo, palla che sfila. E l'Ascari spazza via e sale. Scalisi, buon il lancio a cercare Maltese che la mette giù e poi il gol di Trico in area di rigore. È tutto regolare, San Giorgio in vantaggio sul lancio di Scalisi. La sponda di Maltese è diventata un assist per Tricoli che segna il secondo, no perdono, è Gracia, quindi vantaggio del San Giorgio Licauli 1-0. Ancora mantiene col cross, buono per Sene. Hanno bucato tutti, compreso la Minzise, e c'è un'opportunità ghiotta questa per l'Ascari Cefalù. Si rifugia da Pace che scambia ancora il triangolo col terzo uomo che è Chinnici, che poi va al cross verso Torres Martinez che vuole di testa, palla è buona, Scalisi! Era un calcio di rigore in movimento e Scalisi lo ha fallito. Rimessa battuta Pane Bianco. Torres Martinez col sombrero doppio, ancora gran giocata, destro! E palla sul fondo, che eleganza, che giocata di Santiago Torres Martinez. Maltese, Chinnici e Torres Martinez in barriera. Va il pallone sul secondo palo, Ortiz di testa! E la infila l'incrocio, Miguel Sanchez Ortiz. Tutti pensavano che Arena andasse al tiro, invece ha inventato una parabola per il colpo di testa imperioso sul secondo palo di Ortiz. Ha pareggiato all'improvviso il Lascari Cefalù 1-1 a Licauli. Pace spizza, Maltese, triangolo chiuso con Pace, gran palla per Torres che è veloce, ancora Torres falciato, calcio di rigore, ha aspettato un attimo il direttore di gara. Finito di segnare la munizione sul taccuino di Ortiz, 11 metri, Maltese contro Falibà, rincorsa di Maltese, Falibà gli dice di no, intuisce e rimane sull'1-1. Adesso forse si batte, grazie a Dio. Chinnici, Morbio sul secondo palo, Gaio! E poi salvatazzi Maltese! Ha sbagliato un gol clamoroso, è arrivato lui. Se ne trova Maltese che imbecca lo scatto e l'inserimento di Pace. Ci arriva Torres, però passa di testa. Torres! Calcia male. È arrivato bene da dietro, la versa allontanare. Poi può correre ancora Oncarò, che è velocissimo. Allunga ancora dentro. Ancora Oncarà in area. Oncarà! Sinistro largo, in campo aperto, Ascari Cefalù in 4 contro 2 e ruba questo pallone. Sta partendo Di Fatta, la palla è per lui, precisa, può correre Di Fatta che prende in fondo, Di Fatta calcia! Solo potente, esterno della rete per Di Fatta, occasione San Giorgio. Gokchuei, però la passa in mezzo a due, Dugliani conquista questo palla, poi lo imbuca per Di Fatta che ha tagliato, in area Di Fatta, incrocia e manda larga. Poi di esterno sinistro, va al traversone arcuato, secondo palo, colpo di testa e Pace, miracoloso Falibà, non gli è bastato il rigore parato, ha fatto un altro miracolo sotto misura. Sta succedendo il finimondo a Piana, il finimondo. Chinnici lunghissimo, Maltese per lunga, palla è buona per Gaio prova ad allungarsi, Falibà si accartoccia, poi la perde, l'ha persa, adesso è a terra per davvero sul contrasto. E ancora un'altra punizione di Speranza. Cronometro che si è fermato perché abbiamo superato pure i 100 minuti, per farvi capire. Chinnici lungo, allontanato Sene, c'è la Minzise, ma basta così. Finisce 1-1 allo stadio Licauli, un punto prezioso d'oro per il Lascari Cefalù che è arrivato a giocarsi questa gara col San Giorgio a viso aperto.